Cade sul progetto Barcon, Viabilità e PRG l'amministrazione comunale di Vedelago targata Quaggiotto. Questa mattina 3 assessori e 12 consiglieri hanno presentato alla segreteria comunale le proprie dimissioni. Arriverà dunque il commissario prefettizio. Le prossime elezioni comunali si terranno in concomitanza con le politiche tra 6 mesi. Finisce dunque 18 mesi prima della scadenza naturale la giunta a guida leghista del comune, sostenuta dal centrodestra. Non ci riconosciamo più perché noi siamo convinti che un'amministrazione parla con atti amministrativi. C'erano questioni importanti da portare avanti, c'era la possibilità di farlo in tempi brevi. Il sindaco non ci ha dato ascolto, riteniamo che l'unica alternativa possibile era quella di andare alle urne al più presto perché un'amministrazione paralizzata non giova ai cittadini di Vedelago. Secondo i consiglieri e assessori dimissionari, durante gli ultimi 3 mesi sono state convocate solamente 3 giunte, ma il peso più importante nella scelta delle dimissioni in blocco è stata l'incapacità del sindaco di attuare il volere del Consiglio Comunale, contrario al maxi insediamento industriale di Barcon. Certo, si è bloccato il piano degli interventi, che è quel piano che dà attuazione al nuovo PAT, il vecchio PRG, il nuovo piano di assetto del territorio. Abbiamo 416 domande e istanze che arrivano dai nostri cittadini e dalle nostre famiglie, alle quali oggi noi non stiamo dando risposta. In primis i nostri criteri prevedeva una risposta alle famiglie per la prima casa dei figli. A loro non stiamo dicendo nulla da mesi, non so più con che faccia, quale imbarazzo rivolgermi a loro e dire quando riusciremo a loro a dare una risposta in merito a questo. Io credo di incolpare la politica in senso generale. Non è possibile che la politica entri in queste istanze, sono delle istanze che devono avere una risposta principalmente tecnica perché dei criteri politici all'inizio sono già stati dati. La politica non deve fermare tutta l'attività amministrativa, i cittadini devono avere i loro amministratori.